sono Gianfranco Beccher della JP Consult Investment Advertising and Communication, anche da sport. e su ordinazione in questo periodo vi portiamo a casa gli ovi coi sparasi Anche il fantastico. a dai. soli 6 euro e tette 5 Ma centesimi. no, ma non comincia anche lei. Approfittatene perché sono chilometri zero. Sono qua per per informarvi di una novità assoluta. Nel dirvi questa notizia sono perfino emozionato. Di cosa si tratta? Vi starete dimandando da casa stravaccati sul divano con i cussini ormai slisi che se potessero parlare vi direbbero altro che brutte parole. Ma perché? Chissà cosa ci avete fatto su quei cussini. Come Vi sarete incorti, pare che tutto passi dal stretto di Orban. Di Ormus. Tranne i sparasi chilometri zero di cui Quindi la benza, il diesel, la miscela agricola seguono a crescere come i piti pieni di istrogeni, no? I piti, i tacchini. Così abbiamo messo insieme una manica e un team di Scavadors Engineers, Drivellers Operator, Tubation Connectors, Tunnel Creators e Cunicle Makers. Cunicle Makers. Abbiamo finalmente partorito una roba, Vezzi, che se per culo mi andasse bene, divento talmente sure che se mi si infianca al semaforo Ronaldo col macchinone, alzo la rua e ci pisso indosso. Ma così tassio divento così tassio che il stretto di Orban lo crompo e lo slargo. Mi pare di sentire proprio le voci dei vostri spettatori da casa. Finiscela di girarci intorno come una mosca sulla merce scaduta. Ecco. Dentro il container fermi nel stretto. E di sta roba rivoluzionaria prima che giro su Capodistria. Ancora, Stiamo parlando del famoso progetto Cuniculi Cunicula. Stiamo pensando infatti di scavare un cunicolo dallo stretto di Orban e arriva fino in Italia. In questa maniera si potrà far arrivare direttamente in Italia la benza, il gasolio, la miscela agricola e volendo anche qualche borsetta taroccata. Ma perché no? Ci rendiamo perfettamente conto che si tratta di un progetto ambizioso, ma come ci insegna il filosofo tedesco Peter Autospurgen, se devi farla, falla grossa. Così ci siamo messi in mano dei professionisti del settore che neanche i coso babilonesi che è noto scavavano come le nutrie. Stiamo parlando, attenzione, degli ingegneri del colpo alla banca di Napoli. We believe nel buso, we believe in cuniculi cuniculari.